Sapiens del terzo millennio, seconda edizione di Conegliano, ci si vuole confrontare con le aziende sulle problematiche socio-economiche di questi tempi. Nei primi 6 mesi di quest'anno le nostre categorie si sono confrontate e hanno messo a fuoco quali sono le problematiche più importanti di questi primi 6 mesi e l'eventuale scenario dell'autunno del 2025. Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che ci sono dei segnali negativi per quel che riguarda il manifatturiero della metalmeccanica, l'abbigliamento, l'arredo, il tessile, e da qui abbiamo detto proviamo a ragionare su quel che si può fare per invertire la rotta. Le aziende si stanno confrontando, questa sera ne parliamo e al di là di quello che si può fare singolarmente, cambiando mercato, cambiando tipo di prodotto, cambiando tipo di servizi, è importante che il contesto, l'ambiente nel quale tutto ciò si svolge sia un ambiente favorevole dal punto di vista socio-economico, e per questo questa sera ne parleremo con degli esperti. Nell'incontro di oggi avevo il tema che volevo toccare e anche come dire, in relazione anche a quello che diranno poi gli altri ospiti. A me tocca fare l'apertura e quindi volevo un po' far riflettere i presenti su come negli ultimi tempi sia cambiata un po' la percezione generale sull'importanza e la centralità delle aziende e dei mercati nella vita di tutti noi. E il cambiamento è stato nel ritenerli meno importanti di una volta, dai fenomeni legati ai movimenti di piazza piuttosto che alle grandi dimissioni, alle richieste di un migliore equilibrio fra lavoro e vita, alle questioni ambientali. La società sta chiedendo alle aziende di in qualche modo intercettare quelle che sono le esigenze più ampie del semplicemente fare profitto. Di fronte a questi cambiamenti della società, le imprese devono capire che devono anche cambiare loro, perché nessuno mette in discussione il ruolo centrale che hanno le imprese, soprattutto le imprese più piccole, più vicine, più prossime al territorio. Quello che cambia deve essere un po' l'attitudine, perché altrimenti si rischia di aumentare ancora il conflitto fra capitale produttivo, fra impresa e società, e questo fa danno a tutti. Il tema di stasera è cercare di capire in questo contesto, che è un contesto economico, chiaramente siamo delle aziende, ma è anche sociale, è anche politico, insomma è un contesto che è variato, è cambiato tantissimo. Quali possono essere oggi le leve, le attività, gli investimenti, le scelte che un'azienda è importante faccia? Perché? Perché chiaramente quando cambia un contesto necessariamente l'azienda che all'interno deve trovare nuovi percorsi, nuove strade, nuove competenze. Ecco, il tema è quali? Perché il contesto è cambiato e cambierà, e per noi sarà importante capire quale cambiamento per quali nuove attività.